domenica, amiche e amici. Siamo alla 18ª domenica del tempo ordinario e la liturgia ci chiede anche in questa domenica di portare avanti, ecco, questa sosta nella lettura del Vangelo di Marco, perché per alcune domeniche siamo accompagnati dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, il capitolo dedicato al pane, il pane della vita. Domenica scorsa abbiamo riascoltato il celebre racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, proposto all'inizio appunto del capitolo 6 di Giovanni. A un certo punto, anzi fin da subito, si può dire che i pesci scompaiono e rimane l'immagine e il tema del pane. Ora, per raccogliere dalla liturgia di questa domenica un messaggio utile per noi, conviene che ci facciamo aiutare dalla seconda lettura. La seconda lettura di questa domenica è breve, è un passo breve della lettera di Paolo agli Efesini ed è centrata, ecco, nel punto giusto, nel giusto contrasto di fronte al quale siamo chiamati anche noi a prendere posizione. Paolo dice: voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio, nella giustizia e nella vera santità. Paolo dice: avete imparato tutta questa formazione che c'è stata nel vostro itinerario che vi ha portato ad essere cristiani, ad aderire a Cristo, ad avere fede in Lui, a diventare discepoli, a formare la comunità appunto dei cristiani di Efeso, in questo caso, in questo itinerario che vi ha portato a crescere nella fede in Gesù, dovreste aver imparato ad abbandonare l'uomo vecchio con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, e a rinnovarvi nello spirito per rivestire l'uomo nuovo. L'uomo vecchio va abbandonato e bisogna rivestire l'uomo nuovo. È il brano del Vangelo che noi ascoltiamo in questa domenica è molto collegato con questa contrapposizione tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. E chiaramente dopo aver mangiato tutti questi pani e questi pesci, la folla è talmente entusiasta, talmente soddisfatta di questo miracolo così utile che fanno di tutto per cercare Gesù. Gesù si muove, fugge, si sottrae, ma alla fine lo trovano. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Lo trovarono, finalmente lo trovano, di là dal mare. E gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? E Gesù dice: guardate che il problema non è perché io sono qua, ma il problema è perché voi siete qui. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Ecco l'uomo vecchio di cui parlava Paolo. Questo è l'uomo vecchio. Avete mangiato quei pani e vi siete saziati e quindi adesso siete in cerca di me. L'uomo vecchio cosa fa? Va in cerca di pane per saziarsi. Punto. L'uomo nuovo invece cosa fa? Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Ecco l'uomo nuovo, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Qual è il cibo nuovo? Qual è il pane nuovo che forma l'uomo nuovo? È Cristo. Io sono il pane. Che pane è Gesù? Gesù non è un pane che serve perché io prenda il pane,
lo porto verso di me quel pane, lo mangio, lo consumo. Quel pane che Gesù è un movimento diverso, è un pane che lui stesso ha preso e che ha spezzato e che ha distribuito perché tutti possano mangiare. Questo è il pane nuovo, questa è l'Eucarestia, questa è la manna nuova, questa è la parola del Vangelo. Questa è la vita, l'unica possibilità che ci sia la vita è questo. Se manca questa condivisione, se manca questa capacità di riconoscere il dono e di farci dono, ci sarà avidità, ci saranno guerre, ci sarà sofferenza, ci sarà ingiustizia, ci sarà una continua insoddisfazione. E allora Gesù dice: datevi da fare, letteralmente lavorate, spendetevi, non per quel cibo là, di avidità e di egoismo e di chiusura, di individualismo, ma datevi da fare per il cibo che rimane per la vita eterna. Datevi da fare perché la vostra storia, le vostre relazioni, i vostri rapporti umani diventino eucaristici, cioè che impariamo giorno dopo giorno ad aver cura gli uni degli altri. Buona domenica.